Oggi il Consorzio Agrario Day è una giornata dedicata ai nostri agricoltori e ai nostri clienti soci che hanno l'opportunità di conoscere ulteriormente quelli che sono i vari servizi, e sono tanti quelli che facciamo per il mondo agricolo. In primis chiaramente, come vediamo qui, ci sono esposte le macchine, i nostri New Holland e Case, con tutti quelli che sono, diciamo, i modelli che oggi vanno a soddisfare non solo il mondo viticolo, ma la zootecnia, il seminativo, con macchine piccole, medie e grandi, con la vendemmiatrice, che danno appunto quel servizio fondamentale a un settore primario come quello della viticoltura e non solo. Perciò oggi si ha la possibilità anche di provare i mezzi, di conoscerne i vari aspetti tecnologici che oggi sono fondamentali per lavorare meglio, lavorare anche in sicurezza e soprattutto andare anche a mirare quelli che sono poi gli utilizzi di prodotti fitosanitari per risparmiare e per essere ancora più sostenibili. Il livello ha raggiunto delle vette importantissime che aiuteranno e aiutano tutt'oggi i nostri agricoltori a fare meglio il loro lavoro, ad essere più sicuri, ma soprattutto a risparmiare tempo e denaro attraverso un sistema anche di controllo da remoto che abbiamo appunto messo in funzione in questi ultimi giorni all'interno delle nostre strutture. La sostenibilità fa il paio con la meccanizzazione moderna, perché la meccanizzazione consente una gestione del terreno e delle coltivazioni tale per cui si riesce a ridurre l'impatto anche dell'uso dei mezzi tecnici e degli agrofarmaci in particolare. Gli incentivi nel corso degli anni ci sono sempre stati, continuano ad esserci nell'ambito della programmazione europea e nazionale e anche nell'ambito del PNRR, che proprio in questi giorni adotterà, diciamo, nuovi bandi per incentivare la sostituzione di macchine vecchie con macchine più sicure, e accanto a questo c'è anche un importantissimo bando su cui come consorzio siamo presenti, che è quello del fotovoltaico, dell'agrisolare, appunto per mettere in piedi i pannelli fotovoltaici nelle strutture, negli edifici degli agricoltori con un contributo fino all'80%. Il futuro elettrico sicuramente avrà un impatto importante, non è immediato. La prima macchina prototipo completamente elettrico verrà presentato in ottobre in Germania e sarà quello di New Holland, che è stata anche la prima ed è l'unica casa a produrre motori a biometano.